Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più in collaborazione col SINAP, perché oggi è venerdì e il venerdì noi appunto abbiamo dedicato questa trasmissione alle problematiche che assillano le forze dell'ordine, in particolar modo appunto gli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. Appunto parliamo di sicurezza, di prigioni, di detenenti e di detenuti. Sono in attesa di collegarmi con l'altro co-conduttore, che è il mitico Antonio Fellone, il mitico Tony F, che tutti gli incarichi ce li ha lui. E oltre a essere un graduato della Polizia Penitenziaria, è l'assistente del sottosegretario della Giustizia Andrea Ostellari della Lega e il capo del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega. E mi dice la regista Natalia che appunto il Fellone è ricercato al momento attivamente su queste frequenze, vediamo se riusciamo a catturarlo. D'altronde appunto anche lui, anche questi uomini della polizia penitenziaria hanno necessità di essere catturati, perché poveretti anche loro lavorano in ambienti malsani, in ambienti appunto terribili. Se andiamo a vedere la notizia che è deflagrata qualche giorno fa, e cioè che un giudice del Tribunale di Firenze ha ordinato il sequestro di ben 2 capannoni di 2 ali del carcere di Sollicciano di Firenze, obbligando così praticamente al trasferimento di più di 200 detenuti. Appunto possiamo capire il tenore degli ambienti in cui appunto la polizia penitenziaria, ma pure tutti i funzionari civili che operano all'interno delle prigioni, insomma, che sono dipendenti del Ministero della Giustizia, vivono. Cioè, penso che ormai sia una notizia che tutti quanti conoscono, perché è passata su tutti i giornali nazionali, su tutte le reti nazionali e anche quelle private, appunto, che c'è stato un giudice a Firenze che pare che svolga anche il ruolo di magistrato di sorveglianza, per cui appunto evidentemente insomma ha assaggiato anche lei quelle che erano le problematiche dell'istituto penitenziario di Sollicciano di Firenze, e appunto questo giudice ne ha ordinato il sequestro, e perciò appunto in pratica i 200 e passa detenuti che popolavano questi 2 reparti dovranno essere trasferiti. Allora, sì, io qua c'ho degli appunti che ho tirato giù. Vabbè, faccio un articolo che ho tirato giù da uno dei tanti gruppi WhatsApp a cui di cui quotidianamente ne faccio lettura, e appunto ce n'era un particolare che mi ha colpito. Cioè, il titolo è: quando si tratta della polizia penitenziaria i fondi sembrano non bastare mai. Da anni sentiamo ripetere sempre la stessa frase: non ci sono fondi. Una risposta che compare puntualmente quando si parla di sicurezza degli istituti penitenziari e di condizioni di lavoro del personale. E io ci aggiungo, oltre che del personale, anche di chi appunto è detenuto. Però mi dice la mia mitica regista Natalia che Fellone è con noi. Benvenuto Antonio, bentornato in radio. Ciao Mimmo, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che ti ascoltano. Grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che ci dedica. Grazie sempre a Natale, alla regia, che è sempre perfetta. Oggi abbiamo un'importante presenza qua insieme alla regista, che è il mitico amministratore, di cui non faccio il nome però, perché sta nascosto dietro i microfoni e sta lavorando per noi, perché noi abbiamo tanta gente che lavora per la vita di questa radio, appunto di Radio Libertà, che svolge un lavoro egregio, che è quello appunto di diffondere parole di verità su ogni argomento. Oggi è la trasmissione appunto della Polizia Penitenziaria e noi appunto stiamo diffondendo la verità sul corpo della Polizia Penitenziaria, su quello che appunto la Polizia Penitenziaria... Come facciamo da 8 anni, Mimmo. Sì. Diciamo sempre solo la verità, piaccia o meno. Diciamo non appunto, ci celiamo dietro a nulla. Infatti ho cominciato, in attesa che tu fossi collegato con noi, a parlare di quello che... Ho avuto un problema e quindi mi devo spostare con la macchina, che ecco, perciò non potevo prima. Fammi capire, un esimio appartenente alle forze dell'ordine, la polizia penitenziaria,
sta in macchina, si sposta con la macchina e parla al telefono, lo sai che è contro la legge? Oh. Appunto, non ho risposto, adesso sono in ufficio e ti ho risposto. Ho capito. Mimmo. Che ti volevo mettere nell'angolo, ma non riesco mai a metterlo nell'angolo, Antonio Fellone, mannaggia. Mi trovi in fallo. Come stai? Tutto bene? Sì? Io sto bene, solo che ogni volta che scendo qua giù nel bunker della radio, mi si abbassa la voce. Saranno le stramaledizioni che da 20 anni e passa qualcuno mi manda. Ci sono stato 2 venerdì consecutivi, siamo stati bene. Tu venerdì scorso ti sei collegato dalla Puglia, no? Dove stavi in Puglia? Sì, in Puglia. La volta precedente stavo nel Lazio. Se bisogna un attimino darsi da fare, anche io non mi arresto mai, sai, sono un po' come te che sei sempre in movimento, perché d'altronde qua i lavoratori uno prende l'incarico di difendere vanno curati in ogni angolo, in ogni latitudine. Vanno curati e ascoltati, perché in tanti mi dicono: ma chi te lo fa fare? Mamma, non stai esaurito? Ho detto no, ma io lo faccio per passione, perché mi piace, e soprattutto i nostri colleghi vanno curati, come dicevi tu, e soprattutto ascoltati, perché voglio sempre ricordare che dietro una divisa comunque c'è un essere umano, donna o uomo, quindi vanno sempre attenzionati, perché a volte per loro, come dico Mimmo io, per loro può essere una difficoltà enorme farti una domanda, perché magari temono il peggio, basta una tua, scusatemi, l'aria condizionato del treno di ieri, ecco, basta una tua risposta per rasserenarle, e questo veramente è un qualcosa che tengo dentro e mi fa proprio piacere farlo tutti i giorni. Antonio, però fai solo metà del tuo dovere, perché tu non fai altro che fare quello che fa ogni santa donna o santo uomo che ha la divisa della polizia penitenziaria addosso. Ma è quello che ti dicevo, vabbè, insomma. Oltre che operare sulla sicurezza, oltre che appunto custodire i custoditi. Lo faccio in qualità di sindacalista, no? Perché non tutti siamo uguali. A volte, ripeto, mi è capitato che spesso qualcuno mi fa: ma chi te lo fa fare? Ma tu rispondi a tutti, anche su cose banali. Tu guarda, le cose banali possono essere, per me magari, se tu mi fai una domanda io la posso ritenere banale, ma chi ti fa quella domanda in quel momento comunque vive delle ansie, vive delle preoccupazioni, vuole delle risposte, e tu devi essere sempre pronto a dargliele, sempre, a prescindere. Antonio Fellone, perché quello che per te può essere banale, ma per il collega di tu, Antonio, sei peggio di alcuni ospiti che io chiamo dalla Puglia, che quando attaccano a parlare non finiscono più, o seppure peggio dello sparacazzate che oggi non c'è, che quando deve dire una cosa non si ferma. A me ci vuole uno schiaffo per farmi parlare e 3 per farmi stare zitto. Sì, anche te. Comunque noi stavo dicendo che in effetti bisogna dare ascolto alla gente e poi bisogna anche dare le soluzioni, e noi, viva Dio, siamo anche capaci di dare soluzioni, perché tu che spesso e volentieri usi i social come strumento, perché d'altronde è uno strumento molto valido, ogni tanto c'è qualche buon tempone che ti fa qualche battuta e chiaramente non riesci manco a dirglielo tu, perché lo bloccano subito tanti altri tuoi fans, c'è tanta gente che ti segue che gli sgridano a questi. Allora voi dovete sapere che Antonio Fellone, comunque noi da questa radio abbiamo dato avvio a tante iniziative che poi sono arrivate a riprodurre anche un risultato. L'altro giorno Antonio Fellone ha postato sulle sue pagine social una foto con il vice premier Matteo Salvini, nonché ministro alle infrastrutture, e nonché Matteo Salvini è stato anche il direttore di questa radio, no? Ha postato la sua foto, c'è stato un buon tempo che ha preso, dice, ma il signor Salvini che cosa fa, che cosa s'accucchia con la giustizia? S'accucchia perché appunto tu gli hai risposto subito per le rime, perché dal Ministero delle Infrastrutture abbiamo ricevuto tot soldi per ristrutturare alcuni carceri. Me ne ricordo uno in particolare che è quello di Verziano, no? Assolutamente, diciamo che ha stanziato fior di milioni, cioè quindi circa 150 milioni di euro per la ristrutturazione e la costruzione di nuovi istituti come MIT, Ministero di Infrastrutture e Trasporto. Però io credo che bisogna essere sempre riconoscenti verso chi da anni, e non solo in campagna elettorale, comunque ha dimostrato sempre vigilanza e attaccamento al corpo di polizia penitenziaria, ma a tutte le forze di polizia
certo, in generale, no? certo. Diciamo che la Lega è quel partito che c'è sempre stato, non solo durante la campagna elettorale. Certo. Io ho avuto il piacere di incontrare il vice premier, nonché ministro, nonché segretario della Lega, mercoledì mattina. Per me è stato un piacere enorme, l'ho trovato carico, con sempre tanta voglia di fare, sereno, e a me ha fatto un enorme piacere, perché comunque davanti abbiamo ancora tanto da fare, e da parte di Matteo Salvini c'è stata sempre, dico sempre, la disponibilità e, come dicevo prima, l'attaccamento verso il nostro corpo e verso tutte le forze di polizia in generale. L'ha dimostrato più e più volte, anche perché Matteo Salvini, l'ex direttore di Radio Padania Libera, che adesso è diventata Radio Libertà, diverse volte abbiamo avuto anche il nostro ospite. Assolutamente, guarda, ne parlavamo mercoledì, magari tornerà sicuramente. No, perché, no, magari deve tornare, perché qua in radio lo vogliamo tutti quanti. Il ministro non è potuto intervenire qualche volta è semplicemente perché lascio immaginare tutti gli impegni che ha, quindi ci sta che magari qualche volta possa non riuscire ad intervenire. Sì, però ripeto, ci sta, Antonio, sono contento perché l'ho trovato sereno, carico, ma veramente carico, a mollettone, ma io da quando lo conosco è stato sempre una persona carica, con tanta voglia di fare. Questo a me ha fatto un enorme piacere, e ripeto, è l'ennesima dimostrazione dell'attaccamento che ha Matteo Salvini, ma la Lega tutta, verso il nostro corpo, ma le forze di polizia in generale. Sì, dicevi del Buontempone, ma siccome che chi ha letto non lo conosce, ma io lo conosco, sono assolutamente frasi strumentali di gente che veramente non ha nulla a che fare e perde tempo a scrivere cavolate sui social, però come tu hai ben letto, io ho risposto per le rime, e poi si sono aggiunti anche altri che hanno risposto per le rime, quindi voglio dire, magari la prossima volta ci pensa 3 volte invece di scrivere cagate, perché è giusto per andare contro Matteo Salvini. Antonio Fellone. Quello che mi rincuora, Mimmo, chiudo, quello che mi rincuora, tu parlavi di social, ti posso garantire, ho le prove, in un mese sono riuscito a superare addirittura il 1 milione di visualizzazioni, quindi credo che questa sia la risposta a chi ogni tanto si cela dietro una tastiera e scrive qualche stronzata, perché purtroppo ai noi i social permettono anche questo, però ripeto, ognuno è responsabile di ciò che scrive, l'importante è essere consapevoli di fare le cose, farle realmente, sentirle con passione e serietà, il resto è fuffa. Senti, ti posso fare una domanda? I social che tu usi hanno competenze, arrivano anche a Milano, nella città di Milano, vengono seguiti anche da milanesi, dai tuoi colleghi milanesi? Assolutamente sì. E allora tu ai tuoi colleghi milanesi devi ricordare una cosa. Allora, io ti sto facendo un'intimazione. Tu devi riportare qua in radio, puoi portarlo anche attraverso un'intervista che tu firmi, che tu registri e poi la produciamo qua, no? Ma tu devi riportare Matteo Salvini in radio, e poi una cosa che devi fare utilizzando i tuoi social è comunicare a tutti i tuoi fans, a tutti i tuoi seguaci di Milano, che sabato e domenica si rechino a uno dei 35 gazebi che la Lega metterà, in cui devono esprimere il nome appunto di chi secondo loro deve fare il sindaco a Milano. Chiaramente riferita appunto a gente della Lega. Allora, chiaramente una sorta, non sono dei primari che fece Renzi o la Schlein, no, queste sono, le nostre sono un pochino più serie. A Milano ci saranno sparsi per la città una trentina, non so se 30 o 35 gazebi, dove appunto si potrà firmare, ma volendo uno può anche prendere e firmare online. C'è anche la modalità per firmare online, però secondo me la cosa più bella, più simpatica è trovare uno dei gazebi sparsi per la città e firmare, dichiarando appunto quella che è la propria preferenza. Diciamo che sarà mia cura sensibilizzare i colleghi del milanese, sai che ne sono tanti, perché su Milano abbiamo 3 istituti abbastanza grandi, no? Milano San Vittore, Milano Opera e Milano Bollate, senza dimenticarci della giustizia minorile, che abbiamo il Beccaria, abbiamo tanti colleghi che lavorano all'interno dei tribunali, quindi Milano è strapiena di poliziotti penitenziari. E la preferenza la possono dare anche quelli che non votano a Milano, insomma.
Cioè, per dire, Assolutamente a sì. parte Sì, che sì, sì. mi pare che se uno lavora a Milano, se uno vuole, può chiedere di poter votare nel comune di Milano dove lavora. C'è anche questa possibilità. Perciò tu devi dire ai tuoi colleghi che possono, anzi devono andare ai gazebi e esprimere la loro preferenza su chi appunto loro pensano sarà il miglior sindaco di Milano. Oddio, non è che ci voglia molto, perché per battere Beppe Sala, questo cataclisma che abbiamo avuto per ben Tutto quello due, che ha combinato, mamma infatti, mia. Io ci vuole veramente, veramente poco, mentre visto entravo che ha qua in fatto solo... studio, sai Antonio, mentre entravo qua in studio ho sentito Natalia che parlava con l'amministratore dell'ultima cagata che il sindaco Beppe Sala sta facendo a Milano. Vuole fare la ciclabile pure sul ponte della Ghisulfa. Il ponte della Ghisolfa è quella costruzione orribile che fu creata tantissimi decenni fa, che va da Piazza Lugano fino a Piazza Stuparic. Praticamente taglia in due tutto un quartiere, cioè sotto scorre via Monteceneri, no? Ecco, quel ponte lì è che il cavalcavia della Ghisolfa è quello che è passato per decenni e decenni nelle camere da letto di chi abitava ai lati del ponte, no? È un po' come quello che si vede nel film di Paolo di Fantozzi, quando salta giù dal balcone sulla tangenziale a Roma per prendere l'autobus. Ecco, il ponte della Ghisolfa e siamo a quei livelli là. Ecco, quel furbacchione di Beppe Sala, del sindaco Beppe Sala, vuole farci anzi sta già facendo fare la ciclabile. Cioè, quello è un ponte, è un cavalcavia abbastanza già problematico, perché in momenti di punta è veramente un disastro, insomma. Poi vabbè, c'è anche il limite di velocità, perché alcuni decenni fa morirono 3-4 ragazzini nell'auto che prese fuoco su quel ponte, e praticamente da allora rimane chiuso dalle 22 alle 6 del mattino. Ecco, ma se ci metti la ciclabile, dico, oh, ma tu non c'è proprio niente da fare che inventarti minchiate. Poi non ho capito, ma dalle 22 di sera alle 6 del mattino il transito è proibito solo alle macchine o anche la ciclabile, pure ai ciclisti, no? Cioè, e vabbè, insomma, comunque, No. vabbè, però ecco, questa è una cosa che è una news che ho sentito adesso, ma io invece in questa trasmissione avevo cominciato a parlare del carcere di Sollicciano e del sequestro avvenuto per ordine di un giudice che a tempo perso mi pare che faccia anche il giudice di sorveglianza. Questo giudice fiorentino appunto ha disposto la chiusura di un paio di reparti, producendo sette reparti. Una domanda mi sorge spontanea. Il primo carcere che io ho conosciuto nella mia vita, tu lo sai, guarda, te l'ho detto, te lo dissi tempo fa. Il primo carcere che io conobbi è stato Canton Mombello. Mi sorge spontanea la domanda: a quando la chiusura di Canton Mombello? Allora, la chiusura di Canton Mombello io per adesso la vedo ancora lontano, semplicemente perché finché non si... i lavori sono iniziati con i carotaggi a Brescia, al Verziano, però finché non si mette su l'altro padiglione che è già programmato con soldi stanziati e tutto in fase di quei soldi, quanti soldi furono stanziati? Assolutamente sì. Quanti soldi? Allora, all'inizio erano 15 milioni di euro, perdone, i vecchi governi, che non ci costruivi neanche il garage. Questo governo ha aggiunto ulteriori 37 mila euro, proprio il MIT li ha stanziati, Matteo Salvini, nei famosi 170 milioni di euro che ha stanziato per l'edilizia penitenziaria, e quindi con quei soldi stanno iniziando i lavori, quindi finché non si termina l'ampliamento di Verziano... Antonio, ti sei perso qualche zero, Antonio. Ti sei perso qualche zero e parla di 37 mila euro. 37 milioni di euro. 37 mila, perché appunto hai detto 37 mila euro, che ci fai? No, 37 milioni di euro. Questi 37 milioni di euro da chi sono stati stanziati? Dal ministro? Dal MIT, Ministero Infrastrutture e Trasporti. E chi è il capoccione? C'è il ministro Matteo Salvini. Ecco. Quindi, ecco, per rispondere sempre al famoso amico nostro del commento social. Quindi ti dicevo, Mimmo, sono 7 sezioni, però in merito non voglio entrarci, semplicemente perché dobbiamo capire bene quello che è accaduto, perché sinceramente non è mai capitato.
prima in tanti anni una cosa del genere, quindi bisogna capire bene ciò che è accaduto, perché sono state diciamo chiuse queste 7 sezioni, e poi magari ne parleremo nelle prossime trasmissioni, perché bisogna approfondire, capire altro, perché magari tu sai, noi diciamo sempre e solo la verità, non ci arrampichiamo gli specchi e non diciamo fesserie. Se non abbiamo in mano notizie reali, concrete e veritiere, non le diamo, piuttosto rimandiamo. Quindi vediamo un attimo come si evolve la situazione e poi la commenteremo magari venerdì prossimo, vediamo un po'. Certo, Fatto sta che comunque sì, le strutture italiane tante sono fatiscenti, sono vecchie, perché l'abbiamo detto 1 milione di volte, no? Purtroppo non c'è stata mai, e dico mai, cura del mondo carcere, mai. Forse, mai stanziati. Antonio, forse sì. ce n'è stata troppa di cura, perché io mi ricordo, c'era ancora la Prima Repubblica, e mi ricordo le carceri d'oro. Cioè, ora non ne parla più nessuno. No, le carceri d'oro, però io invito chi ci sta ascoltando di andare a leggere cosa significa carceri d'oro e quello che è accaduto in quel periodo storico, perché voglio ricordare che sono state fatte delle indagini, sono state arrestate tantissime persone. Guarda che nello scandalo delle carceri d'oro c'era dentro, e non voglio ricordare male, anche l'istituto di Brescia Verziano, tantissimi istituti costruiti malissimo, dove ci hanno speso una marea di soldi dei contribuenti, e lì è venuta fuori l'inchiesta delle carceri d'oro. E infatti tutti questi istituti hanno veramente dei seri problemi strutturali, perché i soldi, invece di investirli e costruire, se li sono mangiati. Quindi... Io ho letto questa mattina il commento di, non mi ricordo su quale giornale, c'ho una ricca rassegna stampa che mi arriva ogni giorno su uno dei tanti quotidiani che ho sfogliato di corsa. Qualcuno se ne è uscito fuori dicendo: ma se esce fuori qualche altro giudice e si inventa la chiusura di altre carceri, dato che in Italia di carceri in quelle condizioni ce ne sono mica poche. Tu per esempio appunto parlavi prima, io ho fatto l'accenno alle carceri d'oro, ma proprio come carceri d'oro, tipo come Sollicciano, nello stesso periodo sono state costruite tante altre galere in giro per l'Italia. Se in ognuna di queste città, in ogni circondario dove c'è una di queste carceri fatte a capocchia, no, se viene fuori qualche giudice che chiude le sezioni, che facciamo? Dove li mettiamo a dormire? Negli stadi? Non ci neanche pensare a una cosa del genere, Mimmo. Prima di pensarci e di rispondermi, passiamo alla pubblicità, perché è il momento della pubblicità. Va bene. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. E siamo sempre a Radio Libertà, e questo sempre lo spazio più sinappe del venerdì pomeriggio, la trasmissione in cui parliamo appunto di tutte le problematiche della polizia penitenziaria. Prima, nella foga di iniziare la trasmissione, mi sono scordato di leggervi quelli che sono i numeri a cui, se volete, potete chiamare e dire la vostra in diretta. Quello della diretta è lo 02
92 94 72 22. Non vi do quello di WhatsApp perché tanto io non so leggere il WhatsApp, perciò è inutile. Se volete andate sulla pagina di Antonio Fellone e scrivete direttamente a lui. Soprattutto, questo è un consiglio, se voi volete avere chiarimenti su quelli che sono i trasferimenti, una cosa o l'altra, scrivete direttamente a lui che lui sicuramente e felicemente vi risponderà. Ma mi dice la regista che abbiamo già una chiamata. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Ciao Mimmo, sono Francesco, un po' che non ci sentiamo. Ciao Francesco, Ciao. È vero, come va? Come va in quel del lago Maggiore? Inizia a far caldo anche qua. Inizia a far caldo anche qua, ma insomma, ormai siamo abituati, ogni anno ci sono questi periodi qua che faccia un po' il caldone. Non è niente di eccezionale, in conto se dura 3-4 mesi c'è qualcosa che non va, ma quando sono quelle 2 o 3 settimane, grandi linee si sopporta, si sopporta. Come noi ci sono le zanzare. Perché per il resto va bene. Immagino per chi, qua ad Arona non c'è una volta c'era il carcere, c'erano. Adesso li stanno ristrutturando, non so se fanno degli alloggi, ma c'era un piccolo carcere. Sì. Però c'è a Novara, no? In giro vicino a me ci sono a Verbagna. A Verbagna c'è la scuola, a Verbagna c'è anche la scuola di polizia penitenziaria, c'è anche la fabbrica di dolci, non puoi capire quanto sono buoni. No, non c'è più, quella del cioccolato? No, fanno i biscotti. Io so che c'è ancora, sì, e sono uno più buono dell'altro. I biscotti del carcere di Verbagna si possono trovare in via dei Mille, c'è un negozio appunto dove vengono messi in vendita tutti i prodotti fatti nelle varie galere italiane dei carcerati. Perché appunto insomma, ecco, vedi, è quello che in prigione uno dovrebbe avere da fare quelle cose lì, in maniera che quando esce rientra nella società, sapendo fare per qualcosa, la propria pena e per rimetterti in gioco quando esci, però purtroppo non è così, insomma, mi sembra di capire il più delle volte, no? E che ce ne sono poche di lavorazioni nelle prigioni italiane, perché i sindacati, sto parlando del 1975-1980, si opposero dicendo che il lavoro dei carcerati toglieva lavoro a quelli liberi, perché appunto in pratica faceva concorrenza sleale. Per cui un po' un paradosso, perché chi era libero lavorava in fabbrica, ma era peggio di stare in galera in quegli anni. Chi lavorava in fabbrica all'epoca adesso si ritrova disoccupato, perché tutte le fabbriche sono state mandate all'estero. No? Purtroppo è la fotografia drammatica che è quella del reparto industriale italiano, che ormai esistono ben poche attività rispetto a tanti anni fa che davano lavoro anche a tanta gente. L'Italia era una delle potenze tra le prime 3, se non sbaglio, al mondo come manifattura. Eravamo un fiore all'occhiello per quanto riguarda la produzione di eccellenze. Adesso l'unica eccellenza che abbiamo appunto di questi scassacazzi che arrivano, quasi tutti malati psichiatrici che rompono le scatole sia per le strade che anche quando finiscono in prigione. E che dopo portano il problema dentro in prigione, che non dovrebbero essere lì, ma dovrebbero essere in strutture apposta con personale apposta dedicato. Certo. Però come così te prima parlavi di carceri d'oro, mi viene in mente sempre la canzone degli Squallor, no? Carceri d'oro. E poi in quegli anni lì c'è stato anche lo scandalo delle lenzuola d'oro, anche, che se non mi ricordo male aveva coinvolto il settore dei treni, no? I treni con le forniture per quelli notturni delle lenzuola che erano fatte d'oro, si vede all'epoca. E tutto quell'oro lì ormai se lo sono mangiato tutto e rimane il disastro anche delle ferrovie, che bene o male, però insomma io ti parlo da una città che è una città turistica, il comprensorio nostro del Lago Maggiore, la sponda piemontese, e anche quest'anno ci sarà un problema perché devono sistemare, non so se i binari, le gallerie, così ormai mi sembra che si protrae da 3 anni, immancabilmente la stagione estiva, la linea Domodossola-Milano viene interrotta, bisogna fermarsi ad Arona per andare verso Domodossola e viceversa, da Domodossola bisogna arrivare fino ad Arona e da Arona si prosegue per Milano col treno. Ed è un bel casino anche per tutte le attività turistiche che sono qua, che campano in questi mesi qua, e
E tutti gli anni, nonostante c'è al Ministero delle Infrastrutture una persona che conosce molto bene, purtroppamente succede questo disagio. Però sono cose che capitano, anche perché laddove ci fossero le diciamo difficoltà, quelle strutturali, poi dopo ci si aggiungono i coglioni che fanno gli attentati o che fanno sabotaggi vari, così. C'è gente che non ha niente da fare di meglio nella vita. E poi un'altra cosa, per fare lo spopolamento delle patrie galere di tanta gente che non dovrebbe, gente ancora dargli un complimento, la remigrazione presumo che potrebbe essere utile, nel senso chi si è comportato male con i paesi, meno male si sa da che parte arrivano queste persone qua, sono sicuro che ci sono gli accordi internazionali, si prendono e si portano a casa loro a spiare la pena. Così almeno liberiamo le carceri qui in Italia, che ci mettiamo dentro magari i nostri, che anche i nostri si comportano male, no? Certo. Grazie Francesco. Salutami Federico. Grazie. Ciao. Allora, Antonio Fellone, ci sei? Ascoltavo con attenzione. Cosa rispondiamo a Francesco riguardo alla reemigrazione? Al fatto appunto di rispedire a casa loro. Che bisogna lavorare, si sta lavorando tantissimo sulla questione dei rimpatri. Sì. Però secondo me le persone devono sapere tante cose, perché adesso c'è qualcuno che alza la voce urlando reimmigrazione, perfetto, allora bisogna sapere tante cose prima di ascoltare e dire sì, è giusto così. Uno, questo governo diciamo è composto da compagini, vedi Lega e altri del centrodestra, che hanno tutti gli interessi, hanno sempre comunque puoi anche dire quali sono gli altri che formano la compagine, no? Mica è vietato, poi Forza Italia, infatti, Fratelli d'Italia, i moderati di Lupi, cioè quello che bisogna sapere è che non è poi così facile e scontato mandare via una persona, certo. Perché per mandare via una persona tu devi avere intanto un accordo col paese di provenienza, e fin qui nulla question. Il problema è che purtroppo chi crea più danni in Italia sono, diciamo, che gli illegali che arrivano, come ho sempre detto, Tunisia, Algeria, Marocco, ovviamente pure Albania e Romania non scherzano, parlando di delinquenza. Quindi noi devi avere degli accordi intanto bilaterali con i paesi di provenienza, e non sempre ci sono, anzi in tanti paesi non ci sono accordi. 2, per poter mandare via una persona fa il decreto di espulsione autorizzato dalla magistratura, e ai noi sappiamo bene che spesso non vengono autorizzazioni. 3, ci vuole il benestare della persona, però c'è da dire un'altra cosa, e questo ci deve far sperare. Antonio, dilla rapidamente perché abbiamo un'altra chiamata. È come se sentiamo la chiamata, vai. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Marco, telefono da Bologna. Prego Marco. Mi sono rimasto abbastanza allibito dalla parola del collaboratore del sottosegretario alla giustizia, che quando è stato chiesto una domanda assolutamente abbastanza chiara sulla chiusura di ben 7 sezioni di Sollicciano, lui non ne sappia nulla. Se vuole le giro perdonami. Ferma, ti rispondo in diretta. Non ho detto che non so nulla, anzi Don Mimmo si era sbagliato nel numero, io ho precisato che erano ascoltami, chiamatore anonimo. Antonio, solo un secondo. Allora, il chiamatore da Bologna, se mi dai un nome anche fasullo, almeno così so come chiamarti. Però in effetti io ho parlato di quella che è stata ci sei? C'è ancora ci sei? Io ci sono. Apposta. Io ho parlato della notizia che ho letto stamattina, e parlavo di 2 sezioni stamattina. È da 2 settimane che c'è, sì. No, 2 settimane, no, dai, saranno 3-4 giorni. Però io stamattina... È successo in questa settimana, vabbè, ma credo che sia una telefonata strumentale. Se lei ha ascoltato bene, le do lei. Un sottosegretario che non sa nulla, ma com'è possibile?
Ma guarda, non è Io non ho vero. detto che non so nulla, forse non è chiaro. Se lei magari si va a riascoltare la trasmissione, io non ho detto, io ho detto, se mi fa parlare, se vuole parlare lei, tranquillamente, deve consultare con il suo sottosegretario, perché così gli dice cosa deve dire. Ho capito. No, guarda, no, io sono qua. Non è così. Allora ci dica qualcosa, perché è una cosa gravissima che abbiano chiuso. Mi fa parlare, io le rispondo, vedo che vuole parlare lei. Chiamatore di Bologna, oh cazzo, mo faccio come fa Del Debbio nella sua trasmissione. Qua comando io e fatemi parlare anche a me. Io ti sto dando la parola, però tu non devi fare la commedia, capito? Se fai una domanda, poi, no, non è vero, perché hai cominciato a parlare fatti dare anche la risposta, hai capito? Cioè invece hai preso, sei partito, no, ma sei partito in quarta per attaccare Fellone, perché lui è l'assistente del sottosegretario e così vai. A me di queste cose non me ne fotte niente, perché io faccio sta radio da 25 anni. Quando devo mandare a fanculo qualcuno, lo mando. E quando devo parlare con qualcuno, appunto, che fa come te calcoli, io ho avuto disturbatori seriali, ho avuto il mitico Michele Caruso, quello che chiama la zanzara. Oh, ascolta, ma no, lascia stare i termini incresciosi, gli aggettivi così. Io ho avuto dei disturbatori seriali. Parlo dei detenuti. Oh, allora parliamo dei detenuti. I detenuti sono stati 200 e passa detenuti sono stati trasferiti. Il problema è un altro, se tu avessi ascoltato, se vuoi comunque, le trasmissioni di Radio Libertà le trovi tutte quante sui social, se vai sul sito di Radio Libertà te la puoi riascoltare tutta quanta per intero. Io appunto ho dato la notizia di questo che è accaduto, e non tanto perché appunto o Fellone o il sottosegretario oppure il ministro della giustizia non sa questo, quello e quell'altro, ma per dare un'indicazione di quello che sono le carceri italiane da Vipiteno fino a Canicattì, perché quello che è successo a Sollicciano, dove è venuta fuori un giudice che ha disposto questo sequestro, potrebbe accadere in tantissime altre parti. Perché potrebbe accadere? Perché come hanno costruito le case degli studenti all'Aquila, che erano fatte con la sabbia del mare, hanno fatto anche tante carceri, hanno fatto tanti reparti di carceri costruiti non con la sabbia del mare. Peggio ancora. Era invivibile come tante altre carceri. Ho capito, l'hanno chiuso, non per motivi strutturali. No, non hai capito. Vabbè, ma se tu ti documentassi meglio, perché guarda, io ho passato intere giornate a leggere le varie cose. Però Mimmo, io ti voglio bene, sai, ti stimo, lo sai, però mi devi dare l'opportunità di rispondere, perché io sono stato attaccato mettendomi in bocca parole che non ho detto. Vabbè, Antonio, però guarda, Antonio, fermola, ma faccio come fa Cruciani. Italiani, fermi. Tu sicuramente avrai modo di parlare, ma noi abbiamo parlato per anni. Sono 8 anni che facciamo questa trasmissione, sono 8 anni che le cose le spieghiamo per filo e per segno dicendo la verità. L'abbiamo ripetuto anche prima. L'abbiamo detto prima. Ma dobbiamo chiarire. In merito, Antonio, dobbiamo chiarire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che questo è un disturbatore seriale, che però a me fa piacere, perché quando mi chiamano questi personaggi a me fa piacere. Tu non hai idea di quanti scassacazzi chiamavano prima, ma erano persone col titolo di studio, avevano il diploma da scassacazzi radiofonici, ma gente famosa, ripeto, gente che ancora oggi continua a chiamare radio, televisione e cose varie. Noi li facciamo chiamare, gli diamo anche la parola, perché dando la parola a certe persone che cercano di tirar fuori questioni strumentali, ci danno modo di spiegare meglio le cose. Allora noi possiamo, se vogliono, tutti quanti possono chiamarci, noi gli forniamo i dati, perché appunto noi siamo abituati, ma non da oggi e non solo su questa trasmissione, quando diciamo qualche cosa ce ne assumiamo anche la responsabilità. Allora mai nessuno di noi in questi 8 anni che facciamo queste trasmissioni ha detto che nelle galere italiane si sta bene, che è meglio stare in galera a San Vittore anziché a Regina Coeli, perché è meglio di Miami Beach, perché noi queste cose non le abbiamo mai dette. E se io appunto mi sono inventato questa trasmissione, perché appunto era in cuor mio dar voce a quelle decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori che lavorano con la divisa addosso anche in abiti civili nel mondo delle prigioni, perché appunto vivono in condizioni veramente degradanti alcune volte. L'ascoltatore di Bologna, che non ha voluto dare il nome, non ha parlato solo di detenuti. Io ai detenuti ci aggiungo anche
gli agenti di polizia penitenziaria che sono accasermati e che vivono in condizioni pure peggiori di chi sta, appunto, dei carcerati che stanno in celle a 2 posti, che stanno in 3 o in 4. Cioè, ci sono lavoratori, non sto parlando di gente che ha commesso reati, perché fare il bando, fare il concorso, vincere il bando, diventare agente della polizia penitenziaria non è un reato che va punito, appunto, con la peggior vita nelle peggiori caserme di Italia, no? Ecco, io appunto ho dato vita a questa trasmissione per dar voce a tutte queste persone che vivono in condizioni a volte anche peggiori di quelle in cui stanno i carcerati. No? Perfetto. Posso Cose che appunto invece l'ascoltatore bolognese non gliene fotte una mazza. Era una chiamata, brava, è una chiamata assolutamente strumentale. Posso rispondere io, perché è giusto che io debba rispondere. Perfetto. Puoi rispondere, volendo, puoi anche prendere e dire: se andate su questo sito vi trovate i numeri e cose varie, perché appunto quello evidentemente ha bisogno di essere documentato. Documentiamolo per bene, visto che gli strumenti che abbiamo. Devo rispondere perché il signore ha detto che praticamente io abbia risposto non ne so nulla. A me non risulta questo. Questa è una situazione che è accaduta questa settimana, io lo so benissimo. Certamente se ci sono cose riservate o se c'è una magistratura, io non le vengo a spiattellare in diretta radio, perché mi hanno sempre insegnato, e soprattutto quando ricopri certi incarichi, che la riservatezza è fondamentale. Quindi certamente se io ho delle notizie magari più approfondite o particolari o delicate, non le vengo a dire in diretta radio, perché poi magari sappiamo bene come è andata a finire in altre situazioni con altre persone, quindi già qui lo metto a tacere. Detto questo, io non ho detto che non ne so nulla, io semplicemente, anzi, tu hai parlato, se non ricordo male, di 3, io ti ho corretto, se non mi ricordo, sono 7. È stata una mossa della magistratura, c'è una situazione in ballo, dobbiamo approfondire e magari la commentiamo la prossima settimana, perché il signore diceva: è impossibile, il collaboratore del sottosegretario non ne sa nulla. A me non è mai uscita dalla mia bocca la parola non ne so nulla, ho semplicemente risposto sì, lo so. Sono 7 sezioni che sono state chiuse a Sollicciano. Certamente se io dovessi sapere, o se so magari delle motivazioni, delle notizie riservate, come dicevo prima, certamente non le verrei a spiattellare in radio. Quindi noi abbiamo sempre detto la verità su tutto. Comunque, volendo, ci sono le registrazioni sul sito di Radio Libertà, uno volendo se l'ascolta. Però ti devo interrompere perché abbiamo un altro ascoltatore, questa volta da Latina. Buongiorno Marco, dici come va? Bene, lei? Bene, potrebbe andare meglio, ma dai. No, niente, volevo parlare di politica, se era possibile. Prego, dici. No, su Vannacci si può, sì. Senza compromettere niente, ci mancherebbe. Ma parliamo di galera con Vannacci o di che cosa? No, ci mancherebbe. Voi state parlando di questo è lo spazio di detenzione. Sì, qua stiamo parlando della trasmissione dedicata appunto a chi il carcere lo vive, sia come colpevole di reati e sia appunto come invece colpevole di lavoro. Questa è una trasmissione che appunto parla di quelle sulle problematiche Stavo ascoltando io comunque un pezzo della vostra trasmissione e ho sentito che ci sono state cose molto non adeguate al giudizio che lei diciamo sta spiegando, no? Sul fatto sui detenuti che dovrebbero lavorare, no, in carcere, giusto? Sì, dovrebbero, esatto. Certo, sì. Per conto mio, se lavorassero sarebbe meglio. No, appunto, però se tu sconti una pena, no? Posso parlare? Ormai ci come no? Sì, prego. Finisco. Se tu sconti una pena, giusto? Mettiamo 20 anni, no? Sì. Giusto? Sì. Se tu ti metti la televisione e ti metti il cucinino, ti compri le sigarette, esci all'aria e fai amicizia, diciamo, con personaggi, vabbè, che poi ormai sei forzato. Invece no, bisognerebbe per riconfermare il carcerato
il detenuto, Sì. per farlo riformare, per dargli un'educazione, per dargli una certa dimensione quando uscirà, bisogna che dovrebbe metterlo al lavoro, ma non a lavori forzati, ma a dei lavori educativi, no? O no? Sì, bella, la palla al piede, il martello piccone per spaccare le rocce non esistono più da un sacco d'anni. No, esatto, è vero. No, io parlavo di lavori educativi, lavori, sai che una volta diciamo, c'erano, c'erano le officine, le falegnamerie, esatto, imparare il mestiere, gli artigiani, tipo artigianale, no? Lei che ne pensa? Ne penso, diamo la risposta direttamente ad Antonio Fellone, che è stato collaboratore del sottosegretario della giustizia Ostellari, che si dedicava anche al trattamento dei detenuti. Antonio. Mimmo, eccomi, no, è stato, sono. Sto parlando di Ostellari. Non abbiamo più la delega sul trattamento, quello sì, però sono attualmente, almeno che non mi ha licenziato Ostellari in questi minuti, però sono ancora attualmente il collaboratore sottosegretario Ostellari. Sì, non ci occupiamo più di trattamento perché non abbia più la delega su questo. Allora, io sono a favore del lavoro dei detenuti, assolutamente, perché tenere delle persone ad oziare H24, io preferisco intanto fargli imparare un mestiere, magari che c'è più opportunità quando escono di inserirsi nella società. 2, magari guadagnare un po' di soldini per poter rimborsare a chi questi signori hanno fatto danni, perché noi spesso parliamo di detenuti, trattamento, il signore di prima che è intervenuto, che ha sparato quella cavolata, diceva poverini e detenuti, sì, tutto quello che vuoi tu, rispetto, assolutamente, però bisogna sempre ricordarsi di coloro che sono vittime di queste persone, quindi le vittime di reato. Quindi va bene tutto, il trattamento, la rieducazione, ovviamente i detenuti vanno tenuti ristretti rispettando l'articolo 27 della Costituzione. Attenzione, noi lo conosciamo bene e i miei colleghi lo conoscono benissimo, perché Mimmo, come l'ho sempre detto, i miei colleghi sanno benissimo di lavorare con persone prive della libertà e non certamente della dignità. Detto questo, secondo me bisognerebbe investire sul lavoro, ma per comunque portare a casa qualcosa, non giusto tanto per. Quindi fagli imparare un lavoro, magari insegnare un lavoro a loro, che quando escono, si inseriscono nella società, non vanno a fare più danni, perché è quello che ci chiede, no, la gente, è questo, perché evitare i reati, 1. 2, fagli guadagnare qualcosina di soldi per poter veramente rimborsare chi è stato vittima di queste persone. Beh, perché, Antonio, prima, bisogna mettere in primo piano sempre le vittime di reato. Purtroppo ce ne sono tantissimi. Antonio, voglio sentire se Marco Dallatina è ancora con noi o se. Sono con voi. Ecco, tanto tu spesso e volentieri ripeti il suo discorso che bisogna appunto anche pensare alle vittime dei reati. Io penso che ci sono anche altre vittime, e sono i familiari, i bambini delle persone che sono private della libertà, no? Ecco, chi finisce in galera e può lavorare, può appunto in quella maniera contribuire a un risarcimento nei confronti delle vittime, familiari delle vittime dei reati, ma anche delle vittime prime, che sono quelle dei loro figli. Ricordiamoci una cosa, se posso interrompere. Come lo prego. Ricordiamoci una cosa, che poi le tasse che vengono pagate anche per i detenuti che al giorno costano 150 euro al giorno. 150 Bravissimo. Perciò 150 euro al giorno sono tasse che paga lei, che paga il signore che ha parlato adesso. Ma come deve pagare? Ma adesso parliamo anche di quelli che non dovrebbero stare in Italia, io non sono razzista, che dovrebbero stare in Italia, e noi paghiamo anche questi, che potrebbero scontare la pena lì dove sono venuti. Non so se siete d'accordo su questo. Calcola che ci sono. Sono pienamente d'accordo, ma ne parlavamo prima, che ognuno di noi, il sogno di ognuno di noi, soprattutto operatori che lavorano H24 all'interno dei istituti penitenziari, hanno a che fare con questi signori. Il problema è che non è così facile, questo governo ci sta provando, ci ha provato e ci proverà in ogni modo, però ci sono delle norme veramente, l'Italia è il paese della burocrazia, non è così facile perché bisogna avere degli accordi bilaterali con i paesi di provenienza e tanti di questi con tanti di questi purtroppo non ci sono, 1. 2, bisogna comunque, se vi ricordate il discorso dei rimpatri, c'è il discorso che il paese deve essere considerato sicuro, quindi le porto un esempio, l'Egitto non è un paese sicuro. Quanti italiani vanno in vacanza in Egitto tutto l'anno?
una marea, e come fa a non essere un paese sicuro? Quindi vedi, sono tante di quelle cose, cioè, ho degli ostacoli veramente spesso insormontabili, perché la soluzione che ha auspicato l'ascoltatore è perfetta. Rimandiamoli a casa loro, io lo dico da una vita, devono tornare a casa loro, la pena la devono scontare a casa loro. Caro Antonio, fermola che mancano 2 minuti alla fine. Io devo ringraziare Marco da Latina, anzi che invito a richiamare ancora, noi facciamo trasmissioni il martedì dalle 15 alle 16 e il venerdì dalle 15 alle 16, sempre il venerdì è il giorno dedicato appunto agli argomenti che riguardano la polizia penitenziaria. Ti devo ringraziare per la tua partecipazione e caro Antonio, tu oggi sei un fiume in piena, però appunto il tempo è passato, perciò... È volata però la trasmissione, sì, dai. Sì. Perciò ti invito a fare i saluti a tutti i tuoi colleghi, alle persone a Teccare che lavorano mentre tu stai qua a fare la trasmissione come in radio. Beccatela questa, no? Diciamo che però ci voleva una webcam che per seguirmi tutto quello che ho fatto da stamattina, quindi non è proprio così. Però vabbè. Quella se te la compri la metti alle 8 del mattino e la sera non ho un orario, quindi va bene, ognuno il suo. Io intanto devo solo ringraziare chi del quotidiano si fa un mazzo così, quindi i miei colleghi in prima linea che si fanno veramente il culo, e come dicevi tu, quando si parla di struttura o di posti di lavoro o altro bisogna pensare in primis a chi in quegli istituti ci lavora, e parlo della polizia penitenziaria e tutti gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. E noi poi ci pensiamo ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16, noi ci pensiamo e diciamo la nostra. Antonio, vai con saluti che abbiamo terminato il tempo. Va bene, io ringrazio te Mimmo, ringrazio Natalia dalla regia, ringrazio anche a coloro che sono intervenuti, perché a volte anche strumentalizzando tirano fuori il meglio di noi, no Mimmo? Perché poi ci sono le registrazioni, quindi ognuno può ascoltare e poi si fa un'idea. Questo è il bello, della diretta, Antonio, il bello della diretta è questo. Dai, vai con i saluti, vai. E niente, grazie sempre a Radio Libertà, ci vediamo venerdì prossimo, come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP, buona serata a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.